Il tema accoglienza migranti continua a creare tensioni nei comuni, grandi e piccoli. Lo sfogo dei sindaci, a cominciare da Massimo Tondi, primo cittadino di Fonte, che si vedono arrivare nel territorio i richiedenti asilo senza neppure essere avvisati dalla prefettura, ora è raccolto e fatto proprio dal governatore Luca Zaia, che sul tema cita anche il discorso sul Consiglio a raduno dei Veneti del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Mi sembra di capire come la politica è quella micologica, no? Compaiono come i funghi un po' dappertutto questi micro insediamenti, no? Da sottobosco, no? 2 di qua, 3 di là, e penso che ieri il cardinale Parolin abbia detto una frase emblematica, ha detto: non si può lasciare all'iniziativa di pochi un problema così grande, si aiutino quelli che sono profughi veri. Accoglienza offerta o negata che scatena le reazioni degli estremisti, come l'autore della lettera minatoria recapitata a casa del sindaco leghista di Codognè, Roberto Bett. Solidarietà a un sindaco, un bravo sindaco, a un amico personale, a una persona che si è sempre comportata con correttezza. Se qualcuno pensa di intimidire persone come Bett con queste lettere si sbaglia di grosso. Io lo conosco, andrà avanti, più motivato di prima. Intanto stasera alle 20 di fronte all'ex caserma Zanusso di Oderzo previsto un sit-in di protesta organizzato dalla senatrice di Riscossa Italia Paola De Pin, già promotrice di analoghe iniziative davanti al centro che a Lutrano di Fontanelle ospita una trentina di richiedenti asilo accusate di aver dato vita a un giro di prostituzione.